Eder. Mech. Pallister. Ti è parlato e hai parlato di un segreto, ti riferivi alla gravidanza? Sì, gravidanza, non dirò mai questa roba qua. Io non ho detto che di Claudio. Io ho detto è un segreto di Liliana che comunque non voglio raccontare assolutamente. È un segreto di Liliana, quindi non lo può rivelare alla procura che indaga, non lo può dire nemmeno al suo avvocato, ma poi lo può dire alla prima giornalista che gli capita in macchina. Come sempre immagino che tu abbia la stessa visione della procura, ovvero che anche questo aspetto sia assolutamente irrilevante per le indagini. No, perché è una cosa che è successa a lei. Per quanto riguarda me o noi, voglio dire, non c'è niente di confessabile. Io in quel periodo, anzi in quegli anni, non frequentavo Liliana in questo senso. Cioè noi non ci incontravamo a fare l'amore. Non posso oggi, 40 anni dopo, abbondanti, ricordarmi cosa ho fatto nell'81, nel 91. In teoria non potrei escluderlo, ecco. Cioè mi sembra strano che questa storia io non la sapevo, mi venga raccontata oggi. Guarda, intanto io protesto da come è stata trattata questa storia della povera Liliana, che comunque aveva la sua intimità, le sue scelte, la sua voglia la sua scelta di vita, di queste interruzioni di gravidanza. Cioè io non vedo perché queste persone hanno messo in piazza tutte queste cose, povera Liliana. Io rispondere a questo Claudio. Cioè lui poco tempo prima aveva detto che lui era un farfallone e di conseguenza Liliana era una delle tante. Questo per quello io mi sono incazzato, capito? Cioè parliamo di storia d'amore dove non c'è un elemento, capisci? È tutta una storia di... Liliana non mi ha mai parlato, cioè io non ho mai chiesto a Liliana, tu non sai cosa vuol dire quella notte quando lei mi ha chiesto aiuto e io sono rimasto con lei tutta la notte, lei tremava, piangeva tutta la notte. Io non ho mai chiesto niente a Liliana e Liliana non ha mai voluto dirmi niente di questo. Adesso parliamo amanti adesso. Quella volta io non sapevo niente di Sterpin, parliamo del 93. Cioè io all'epoca lavoravo al Messaggero, Liliana veniva da me il sabato, stavamo insieme sabato e domenica e dopo lei tornava a lavorare. Perciò quello che faceva lei e quello che facevo io era la nostra vita. Perciò figuriamoci se io sapevo qualcosa di Sterpin. Io ho cominciato a sapere qualcosa di Sterpin dopo la morte di Liliana, ma prima non avevo idea. Sapevo che Liliana aiutava delle persone, delle amiche, degli amici. Tu hai fermamente ipotizzato che Liliana e Sterpin non avessero nessun rapporto e allora è assolutamente illogico che al momento di pensare chi possa essere il padre del bambino che Liliana aspetta, tu vada a pensare proprio a Sterpin. No, perché ha cominciato a parlare lui di questo suo, perché lui diceva che lui era che una delle tante era Liliana e allora a un certo punto io dico, se allora lui dice che era un farfallone e che tra tante c'era anche Liliana, parlando d'amore di cosa? Che storia d'amore ne parliamo? Innanzitutto voglio specificare una cosa, questa è stata una esternazione del fratello di Liliana, di Sergio Risinovic, che per ricercare la verità circa la morte di sua sorella ha deciso di utilizzare tutti gli atti di indagine. Noi eravamo a conoscenza da più di un anno di questa vicenda e di queste intercettazioni, sono anche contenute nel nostro atto di opposizione, chiaramente proprio perché dati sensibilissimi non sono mai chiaramente venute fuori. Detto questo, per noi questa intercettazione ed anche altre che sono state sempre, che riguardano sempre lo stesso giorno, sia il 5 marzo, per noi hanno un valore importante in virtù del fatto che Sebastiano dice qualcosa che in realtà ha sempre negato. Perché Sebastiano ha sempre negato una relazione, ha sempre parlato di un Claudio, di un visionario, quando lui diceva che c'era una relazione lunga, un'amicizia speciale lunga 40 anni che si è consumata così tra alti e bassi, lui ha sempre detto che fosse un visionario, ha sempre negato con forza che tra i due ci potesse essere una conoscenza, tant'è che anche nella
sit del 28 novembre, quando viene chiesto a Sebastiano se sapeva di Claudio, Sebastiano dice assolutamente no, mi è stato presentato 30 anni fa ma come presidente del marathon. Quindi Sebastiano non ha mai neanche agli investigatori detto di questa cosa che acquisisce e ha un valore probatorio importantissimo. Che sono cose, guarda, intanto Liliana non parlava mai con nessuno delle sue cose, delle quali. Cioè, poi queste cose che dice lei di Sterpin era una frequentazione, come che ho io con altre persone, così aveva Liliana, perché lei lavorava in regione, aveva le sue amiche, i suoi amici, dove anch'io tante volte andavamo a aiutare a sistemare la casa, tante volte. Noi non possiamo impedire ad un fratello di ricercare la verità di sua sorella. In queste intercettazioni ci sono altre informazioni importanti. Ecco perché acquisiscono un valore. Sempre in questa conversazione Sebastiano dice che negli hard disk sequestrati ci sono parecchie, utilizza proprio questo aggettivo, parecchie foto che riguardano Liliana e Claudio, e addirittura si preoccupa, Sebastiano, sono delle intercettazioni, si preoccupa se la difesa Resinovic fosse venuta a conoscenza del contenuto degli hard disk. Sai quante foto ci sono in quei hard disk? Sai quanti sono? Il concetto è molto semplice ma sembra inarrivabile per questi personaggi. Ci possono essere anche 9 milioni di foto, ma se lì in mezzo ci stanno 2 foto che dimostrano che Sebastiano pedinava Claudio e Liliana, bingo! Guarda che la polizia le ha viste sì. le foto, tutte Perché il Visintin si preoccupa se la difesa Resinovic sia venuta a conoscenza del contenuto di quegli hard disk? Scusa, ma mi è venuto in mente che Sebastiano ha detto che Liliana doveva venire da te venerdì. Quindi sapeva, ne aveva parlato del vostro weekend. Non so da dove lei tiri fuori queste cose, io non ero al corrente di questo, assolutamente. Se io fossi stato al corrente avrei affrontato questa persona, credimi. Ciao Mula, ciao. Che giorno era quel che ti ha detto, dichiarato ormai, che Sebastiano ti ha detto che Lilli aveva da venire via con me? Il 29 dicembre Sebastiano mi ha detto che Liliana il venerdì sarebbe andata da Claudio. Ma questo è venuto fuori molto dopo, quando veniva intervistato Sterpin, cioè noi tutti quanti abbiamo saputo queste cose da lui. Un giorno alla settimana, ma non sapevo che forse il martedì andava a dare una mano a una persona anziana che era rimasta vedova, però non aveva mai detto quale giorno. Però quando eravamo tutti insieme a Ferragosto che si faceva una grigliata, non so come è venuto fuori il discorso, come è venuta lui, e su queste volte sì, avevo una volta alla settimana a dargli una mano a questo povero Recetto che si è rimasto vedovo. E l'aveva detto in presenza di Sebastiano. Oh, che vita, che storie che fai, che io mi incontro con questa persona, non c'è niente di male, gli do solo una mano. Lei pensava, non vedeva l'ora già che arrivi domani. E invece domani va a suicidarsi? Ma a chi le raccontano? Sebastiano, come mai secondo te Liliana non aveva ancora comunicato a tutti ufficialmente questa notizia? Bisogna chiedere alla banda degli onesti, che loro sanno tutto. Questa è la realtà. Cioè, adesso io faccio una piccola parentesi. Pochi giorni fa il signor Sterpin va in una trasmissione con la foto di mia moglie sul petto, capisci? Cioè, veramente è scandaloso questo. A che titolo va? Mi pare giusto questo? Cioè, per me è veramente scandaloso che un uomo si permette con la foto di mia moglie andare a una trasmissione. Io posso mai permettermi di evitare che il fratello Sergio dica delle cose che vuole dire. Io non vivo con Sergio quotidianamente, certo. Per cui Sergio ha fatto queste esternazioni. Claudio nella giornata di venerdì ha compiuto 85 anni. Purtroppo non possono festeggiare perché non lo faccio esclusivamente per me, lo faccio anche per tutti i miei parenti più stretti, ci sarà il fratello, le figlie, nipoti eccetera, perché non potevo non farlo. È chiaro, evidente che se
e Lilli ci fosse stata era vicino a me oggi, questo è il concetto. E io per tutti quanti ho fatto come segno a posto, eccolo qua, la ciotola che poi ognuno si porterà, ecco, per il mio compleanno, ma anche e soprattutto con il nome di ognuno. Renata, che è la mia prima cugina, che sarà qua circa, e questa invece è la mia ciotola, che è Claudio, però comprende il cuore con la G, che è Gioia, la mia prima moglie, con la P, che è Palmiro, la mia seconda moglie, e con L, che poteva essere la terza. Eccola qua. Questo è. Vedete quando il Maktub ha voluto diversamente. Credi nel Maktub? Sai cos'è? Maktub è una parola aramaica, avrà 5.000 anni, dei nostri progenitori che venivano dalla Mesopotamia, hanno detto, e significa, hanno fatto libri, lo trovi, e significa semplicemente così era scritto. Ecco perché lì non c'è qua, perché il suo Maktub se l'è portata via prima. È l'unica cosa nella quale io credo a livello religioso. Pensa, Claudio dice di essere invecchiato di 20 anni negli ultimi 2 anni, eppure a me sembra che li porti proprio bene gli anni, eh? Bravo Claudio. Sì, li porta bene, solamente che, guarda, lui deve dire esattamente quello che è successo. Per me lui non la stava cercando quel giorno, la stava braccando. Per quello Liliana è uscita di casa spaventata, veramente un'indecenza. La terza moglie, non lo so, guarda, non ho parole, guarda. Sarò sempre con voi. Io rispetto la dottoressa, la rispetto, gliel'ho detto tante volte. La procura che ha fatto le indagini è quella procura però che ha chiuso questa indagine e che poi ha ricevuto un ordine da parte di un giudice di fare altre 25 attività di approfondimento. Per noi è importante capire se Sebastiano sapesse o meno di una relazione esistente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.